Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sappiamo, le piramidi sono da sempre una cosa che ci affascina. In effetti non sappiamo davvero, diciamo, come in tantissimi milioni di anni fa sono state costruite queste ricercate oggi e quando si tratta di Egitto, chi le ha costruite? Come ben sapete, queste strutture megalitiche sono state costruite migliaia e migliaia di anni fa. Come hanno fatto questi uomini primitivi, diciamo così, e antichi egizi a fare una simile opera? In effetti la grande piramide di Giza è forse la più enigmatica. In effetti, a parte la sua struttura, la piramide è collocata verso nord, quindi diciamo è proprio secondo certi allineamenti con Orione. In effetti dentro, ragazzi, ci sono dei cunicoli dove ci sarebbe la costellazione di Orione, cioè è stata fatta in base, diciamo, a come si trova la costellazione di Orione. In effetti tutte queste cose sono un po' strane. In effetti ci sono quattro piccoli condotti all'interno della piramide allineati con il centro che sono esattamente allineati con la cintura di Orione, chiamata dagli egiziani il passaggio famoso degli dei. Quindi in effetti c'è persone, diciamo, che all'epoca non conoscevano nulla, ragazzi. Poi portare quintali e quintali non giustifica il fatto, anche se fossero state migliaia di schiavi, ragazzi, non avevano potuto mai fare una struttura così perfetta. Anche oggi risulta essere difficile fare una piramide, quindi figurarsi milioni e milioni di anni fa. Quindi se per oggi fare una piramide per noi è difficile, come l'hanno fatto questi antichi schiavi che portavano questi mattoni con la forza, ma no, non è una favola quella. In effetti la più grande piramide è 481 piedi, cioè 146 metri di altezza, e gli archeologi dicono che è stata la struttura più alta del mondo per circa 3800 anni. Poi la curvatura della piramide, ragazzi, si trova di fronte esattamente a quello che corrisponde al raggio della Terra. Quindi pensate quante coincidenze ci sono, ragazzi. Quindi diciamo è una cosa pazzesca, ragazzi. In effetti non si può, diciamo, capire questa cosa. In effetti tutti gli edifici nella pianura di Giza sono allineati. Nel solstizio d'estate, se visto dalla Sfinge, il sole tramonta esattamente al centro della grande piramide e alla sua vicina, la piramide di Kefren. Poi invece sul solstizio d'inverno, come l'ingresso della grande piramide, il sole sorge esattamente nel lato sinistro della base della testa. Cioè ragazzi, queste non possono essere... Cioè, pensate un'altra cosa strana, che questa piramide ha 8 lati. Voi mi direte, ma come 8 lati? Sono 4 lati. In effetti questo fenomeno, ragazzi, è percepibile solo da una certa altitudine all'inizio e alla fine degli equinozi di primavera e diciamo in autunno. Quindi in effetti è un fenomeno percepibile solo in una certa altitudine all'inizio e alla fine degli equinozi di primavera e in autunno. In effetti a una certa altitudine non si vedrebbero a vedere più 4 lati ma 8. Quindi ragazzi, ditemi voi come potevano delle persone non ignoranti, in effetti persone che erano schiavi alla fine, costruire queste strutture allineate con pianeti, con la cintura di Orione, cioè allineati con cose che stanno in cielo, cioè solstizio d'estate, solstizio d'inverno, cioè parliamoci chiaro ragazzi, cioè un popolo che era analfabeta, ragazzi, non aveva tutti questi strumenti
per misurare, diciamo, tutta questa cosa. In effetti anche oggi con tutta la nostra tecnologia non siamo in grado di riprodurre una cosa così. Quindi per forza maggiore è una cosa fatta da persone che non sono di questo pianeta. Quindi si presuppone che le piramidi non sono state costruite perlomeno dall'uomo. Quindi saranno extraterrestri, alieni, uomini venuti dal cielo, ma non persone come noi ragazzi. Quindi assolutamente tutti gli scienziati confermano che le piramidi sono il più grande mistero della Terra, però una cosa è certa, non l'abbiamo fatti noi, in effetti gli uomini. È stata fatta da qualcosa di molto 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 grande. Pensate oggi con la tecnologia che abbiamo non siamo in grado di fare ciò che hanno fatto questi qua milioni di anni fa. Quindi ragazzi, non credo che bisogna aggiungere altro. Penso che la risposta è più che facile, chi l'ha costruita. Va bene ragazzi, vi auguro buon appetito, buon proseguimento di giornata e ci aggiorneremo sempre con fatti misteriosi, complottismi, sempre su questo argomento, meteo, vulcani, eruzioni, terremoti. Diciamo il canale tratta sempre queste notizie qua. Questa qua la volevo fare da tempo, il fatto delle piramidi, perché davvero rimane un mistero che non l'ho capito neanche io poi alla fine, perché dire che oggi con la tecnologia che abbiamo non siamo in grado di fare una piramide, allora la domanda mi viene spontanea. E allora milioni di anni fa questi come l'hanno fatto? Poi come facevano a sapere che il sole sorgeva qua e la piramide è allineata con il sole? Poi in inverno ci sta il solstizio d'inverno e il sole è allineato con questo lato qui. Cioè loro hanno calcolato tutta la a parte come hanno portato tutti sti mattoni grandi per costruire queste cose. Poi i cunicoli dentro sono tutti allineati con le costellazioni. Cioè ditemi voi. Quindi ci vorrebbe minimo un architetto della NASA e forse, ragazzi, forse riesce a fare una cosa così. Quindi, ma ho detto forse, non è detto che ci riesce. Quindi qualcosa di super intelligente l'ha fatto. Quindi non guardiamo da fuori questa scultura così, questa cosa, guardiamo tutto quello che c'è da vedere. In effetti sono tutte allineate con costellazioni, sono tutte belle allineate con i solstizi d'inverno, solstizi d'estate. Quindi in effetti sono troppe le coincidenze, quindi in effetti è pazzesco. Cioè è tutto strano, non è... Poi addirittura si trova esattamente la curvatura al raggio della Terra. Cioè ragazzi, più di questo è pazzesco. Bah, non lo so, una domanda questa qua pazzesca, però la risposta mia, secondo me, è di natura aliena, sinceramente, non è perché voglio aggiungere altro, ma secondo il mio parere è stata fatta da qualcuno che è venuto da fuori, non da gli egizi oppure gli schiavi, non erano in grado, gli schiavi erano schiavi, non erano architetti, non erano ingegneri e poi a mano portare quintali e quintali di quelle mattoni e poi farli così perfetti, levigarli così bene, ragazzi, dai, neanche con quello che abbiamo oggi a disposizione fai una cosa così. Quindi diciamo che per parte mia è opera aliena, poi ognuno può pensare che vuole, ma di certo anche 10.000 schiavi, 1 milione di schiavi non poteva fare questo, poco ma sicuro. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo al prossimo video.